Rispondo sempre con grande piacere a questa domanda perché il mondo è pieno di ignoranti, nonostante tu ripeta 1000 volte, lo dimostri, posti gli studi, non importa, la domanda arriva sempre, e sempre le stesse oltretutto. La medicina naturale esiste da millenni, 2000, 3000, 4000, si arriva fino a 5000 anni fa. Erbe, piante come rimedio naturale, oltre che nella Bibbia c'è scritto Dio ha messo le erbe a disposizione dell'uomo come medicina e rimedio naturale. Ma a parte queste cose intangibili, se noi andiamo a degli studi interessanti, negli ultimi anni c'è stata una demineralizzazione dei terreni a causa dello sfruttamento intensivo, con un crollo dell'80-90% di alcuni minerali, principalmente magnesio, questo è il motivo per cui l'80% del mondo ne è carente, zinco, vitamine, eccetera, eccetera. Quindi certe cose, come per esempio il magnesio, vanno integrate.